Rick, com'era la barzelletta? Che senso? Com'è che inizia la barzelletta? Comunque Un Veneto, un Brianzolo, Smigol. Smigol che viene dall'Alto Adige e un friulano sardo che non si capisce ancora molto. Sarei io. Ecco. No, devi girarlo col dito, bro. Allora, vi avevo detto che vi avrei parlato del team, giusto? Beh, eccoci qua. Sì, no, scusate, sto video non c'entra proprio un cazzo. Non so perché sia qua, comunque... È fiori. È arte di Ma fiori. no, è fiori non d'arte. di nuovo, possiamo Tutto per assieme. favore rivedere... Ecco, ok, va bene, però toni un po' più caldi. Ok, top. Allora, ci sono un sardo misto friulano, un brianzolo, un veneto e un alto atesino che prendono il volo per la Sardegna. Sì, l'alto atesino è un po' timido, eccolo lì. Esatto, lì, ecco. Aspetta, magari un'altra foto di tutti noi insieme. Eccola, beh, manco io, ma sti cazzi. Allora, lui è Rick Delarge, poi c'è Eckert e qua il Gabbo nazionale. Nel luglio del 2023, come vi dicevo, abbiamo preso il nostro aereo da Bergamo e via fino a Cagliari, diretti sulla casa al mare. Come la chiamo io nei brani, il Tempio. Con le bombe non è impossibile, non è una roba troppo no. Cioè è hardcore ma fattibile per persone come noi. Strabello. E sebbene i Bru vi smentiranno, avevamo diciamo due idee differenti sulla vacanza. Loro magari avrebbero voluto godersi di più il mare, il cibo e chissà cos'altro, mentre io volevo solo sfruttarli per fare della musica, per fare il mixtape. Volete una mesciata? No, grazie, posso. Sì, grazie. Come pensa solo al Sei il re degli splanfi. Allora, chi è che ha preso Aperol? noi due? Visto che mentre loro lavoravano io ho racimolato un sacco di materiale audiovisivo, ho deciso di fare questo making of del mixtape a puntate. E comunque, se non l'ho ancora detto, il mixtape esce il 27 febbraio 2026, quindi tra qualche giorno. Facciamo un album, speriamo che anche oggi il tempo regga. Ma quando qua si spegne tutto, sembra quasi siamo soli al mondo.